A tutti, buon pomeriggio dall'Ippodromo Arcoveggio, convegno di domenica 27 ottobre, un convegno clou dell'autunno bolognese, incentrato sui due Gran Premi di Gruppo 1, premio Anact riservato alle femmine e ai maschi, ma intanto la prima corsa è riservata a cavalli di 3 anni, solo femmine. Lo schieramento a testa alta da Aerobic B, Asia, Anna Maria Italia, Aurora BF, Ambramatto, Aloha GT. Macchina che stacca in questo momento. Lottano Asia e Anna Maria Italia, mentre lungo la corda è veloce Aerobic B. Passa Asia, Anna Maria all'esterno, Aerobic B lungo la corda in seconda posizione. Asia in vantaggio sulla piegata, seguita da Aerobic B a un paio di lunghezze, 14,3 il lancio per Asia, velocissima dietro l'autostart, all'esterno deve adeguarsi Anna Maria Italia a lato di Aerobic B, poi a testa alta da che precede il resto delle concorrenti. Il quarto intanto iniziale se ne va in 28,7, continua a fare andatura Alessandro Gocciadoro con la propria allieva, in seconda posizione è Aerobic B, mentre si è adeguata al largo Anna Maria Italia, e ora retrocede al lato di a testa alta da, indietro c'è Aurora BF. Intanto i 600 in 43,3, ancora un 14,6 in curva per la favorita Asia. Anna Maria Italia torna su Aerobic B, mentre all'esterno c'è anche Ambramatto che segue direttamente le mosse di Anna Maria Italia. Intanto 57,5 il passaggio agli 800 con 14,2 davanti alle tribune. Asia va via a grande andatura e si appresta a completare un chilometro nell'ordine del 1:12,5 in seconda posizione, ma a 3 lunghezze abbondanti segue Aerobic B, mentre Anna Maria Italia è sempre a lato di a testa alta da, non riesce ad inserirsi Aurora BF. Siamo intanto al paletto dei 400 metri conclusivi, parziale ancora in 14,7 per Asia che si mantiene in vantaggio, Aerobic B in seconda posizione. Poi a testa alta da, ceduto Anna Maria Italia, completamento della curva conclusiva con Asia in vantaggio. Ultimi 180 metri di gara, Asia sempre una ventina di metri di margine sulle rivali e in addirittura d'arrivo, deve soltanto far trascorrere i metri per concludere isolata in avanti e venire così a cogliere quella vittoria che le manca da tanto tempo. Il secondo posto sul palo è per Aurora BF che controlla a testa alta da 1:12,5 il ragguaglio conclusivo per la vincitrice Asia, Alessandro Gocciadoro, un coast to coast senza rifiatare mai praticamente. È il record ovviamente per l'allieva di Alessandro Gocciadoro che aveva un 14,7 come precedente riferimento, e questa è la terza vittoria in carriera in 9 uscite, dopo alcune rotture che avevano caratterizzato le ultime prestazioni dell'allieva di Alessandro Gocciadoro, che oggi invece fa tutto alla perfezione, parte molto molto forte dietro l'autostart e poi non c'è più corsa praticamente. 1:12,5 Alessandro Gocciadoro e Asia a segno, secondo posto per Aurora BF, al terzo a testa alta da per i numeri 3, 5, 1.